Abbiamo intenzione di presentare questo esposto alla Commissione europea contro il Comune di Treviso, che a nostro avviso ha predisposto un'ordinanza antismog, quindi per combattere l'inquinamento, assolutamente inefficace e insufficiente. Lo aveva già annunciato qualche settimana fa, ora il Partito Democratico ha deciso di proseguire denunciando Casugana alla Commissione europea. Al centro gli sforamenti per i PM10 in città. L'inquinamento purtroppo è arrivato a livelli davvero ormai insostenibili. Pensiamo che già al 6 marzo avevamo superato i limiti consentiti in un anno intero. Ad aggravare la situazione, spiega Grigoletto, le scelte dell'amministrazione a livello di impatto ambientale. Ha riaperto le ZTL, quindi ha riportato le macchine in centro, invece di aggiungere piste ciclabili in sicurezza ha tolto quelle che c'erano. Il PD poi punta il dito contro il mancato blocco dei motori diesel. Siccome per noi interessa non tanto le questioni politiche ma quanto salute e cittadini, dobbiamo attivare delle politiche che migliorino l'aria, per cui se purtroppo dovremmo rinunciare ai diesel, ragioniamoci come fa Milano e Padova. Colpevole di aver contribuito all'aumento dell'inquinamento, secondo il Partito Democratico, anche l'aeroporto Canova. Ha aumentato in questi anni il numero di voli in maniera consistente, parliamo di 23.000 voli l'anno, questi circa 60 voli al giorno danno un apporto in termini di inquinamento pari a migliaia, 30-35.000 auto vecchie, scassate, inquinatissime. Ma Zanoni si spinge oltre. L'assessore all'ambiente Manera era in conflitto di interessi in quanto partecipava al comitato VIA che deve esaminare il nuovo progetto di ampliamento dell'aeroporto Canova e contemporaneamente era anche assessore all'ambiente appunto del Comune di Treviso. Dopo 4 giorni dall'interrogazione che ho depositato in Consiglio si è dimesso. Il PD dunque pronto a presentare un esposto che nelle intenzioni del partito vuole essere una battaglia culturale per la salute, coinvolgendo le altre forze della minoranza, ma anche associazioni e soprattutto i cittadini. Chiediamo ai cittadini di partecipare a questa battaglia e quindi insieme con noi di presentare questo esposto appunto alla Commissione europea.